Gli enti di promozione sportiva sono ancora i grandi protagonisti sugli schermi di Directa Sport. Siamo al campo comunale di Monastir e siamo pronti a raccontarvi la finale Scudetto Open della WISP tra Società Sportiva Real Puzzu e l'UISP Mandas. Queste le due squadre pronte a darsi battaglia in campo, due realtà attive da oltre 20 anni nel mondo WISP. Ci sarà modo anche di scoprire quelli che sono gli aspetti legati a queste due società nel corso della nostra telecronaca. Abbiamo detto finale scudetto e allora tante persone sono accorse, stanno ancora accorrendo qui sugli spalti del campo comunale di Monastir. Il Mandas si schiera con una maglia di color arancio e pantaloncini neri. Questa è la formazione con il numero 17 Gianfranco Corda, con il 2 Riccardo Magia, con il 3 Stefano Moi, con il 6 Francesco Ferrara, con il 7 Samuel Pili, con l'8 Sebastiano Meloni, con il 9 Alberto Schierru, con il 10 Marco Masili, con l'11 Danilo De Martis, con il 18 Davide Orru e con il 20 Fabio Gessa. A disposizione dell'allenatore Pierluigi Masili ci sono Khalil Conè, Giovanni Doa, Cristian Masili, Roberto Semeraro, Alberto Serra. Questi dunque i giocatori a disposizione per quanto riguarda il Mandas, ripetiamo, in maglia color arancio. Dall'altra parte il Real Puzzu schiera con il numero 30 Riccardo Casula, con il 5 Fabio Piscedda, con il 9 Mauro Lasio, con il 10 Alessandro Piscedda, con il 16 Alessandro Raccis, con il 21 Michele Orru, con il 25 Carlo Melis, con il 32 Cristian Nocera, con il 41 Francesco Melis, con il 50 Marco Melis e con l'89 Andrea Ena. A disposizione ci sono Curreli, Marongiu, Brodu, Alessandro Pintus, Marco Piras, Gabriele Ena, Andrea Marongiu, Alessandro Marongiu e poi ancora Ruiu. L'allenatore è il signor Simone Montis, il presidente del Real Puzzu è Paolo Piras. Real Puzzu che nel 2018 ha festeggiato il ventennale della sua attività, lo festeggerà a breve anche il Mandas. Tutto pronto per l'inizio di questa partita, si attende ormai soltanto il fischio iniziale. Ovviamente il tempo di gioco è di 80 minuti regolamentari, due tempi da 40. In caso di parità al termine appunto del tempo regolamentare si procederà direttamente con la battuta dei calci di rigore. Ricordiamo anche un altro aspetto importante: la vincente di questa partita il prossimo 8 giugno andrà a sfidare il Roman Caffè Sestu per la Supercoppa WISP. Ultimi controlli, c'è un problema con una delle due reti, probabilmente con le immagini di Mattia Azzeni riusciamo ad andare a vedere magari un po' meglio ciò che sta accadendo. Come detto, c'è qualcosa da sistemare. Finale Scudetto Open che ha un po' il sapore della rivincita, ce lo raccontavano i due presidenti a microfoni spenti poco prima dell'inizio di questa partita. Lo scorso anno infatti il Mandas ha eliminato ai quarti di finale di questa competizione il Real Puzzu. Mandas che poi era uscito invece in semifinale ai rigori. Un titolo provinciale per la formazione del mister Pierluigi Masili, è arrivato nel 2013, finale che invece mancava da ben 11 anni, pensate, per quanto riguarda il Real Puzzu, seguito come detto da un buonissimo seguito di tifo davvero di tutte le età. Sembra essere stato finalmente risolto il problema alla rete, allora è davvero tutto pronto per il fischio d'inizio di questa partita. Ripetiamo, due tempi da 40 minuti, in caso di parità si andrà ai calci di rigore. È iniziata la partita allora qui al comunale di Monastir. C'è il Real Puzzu che prova a giocare il pallone ora in avanti, perde l'equilibrio però Marco Melis con il numero 50 là davanti, un contrasto che vede protagonista con il numero 11 Danilo De Martis, esterno di sinistra della squadra in maglia arancione. Un contrasto qui con l'arbitro che va a segnalare il calcio di punizione. 30 secondi di gioco trascorsi, ovviamente immaginiamo una fase di studio iniziale tra le due squadre che però si conoscono già abbastanza bene per essersi affrontate, come detto, in passato in più di una circostanza. Il pallone giocato da Fabio Gessa in precedenza, poi
Ora sta cercando l'iniziativa sul settore di sinistra, invece Pili, il lancio con l'esterno molto interessante verso Schirru, attenzione a Schirru al limite dell'area, appoggia lateralmente il primo tiro in porta della gara, arriva a opera di Stefano Moi per il Mandas, la conclusione che si spegne però a lato, nessun problema per il portiere del Real Puzzu, Riccardo Casula. Registriamo comunque dopo un minuto circa di partita il primo tentativo, ancorché timido, verso la porta avversaria. Qui è buono il controllo da parte di Michele Orru, sceglie di giocare centralmente il pallone verso Alessandro Racis, poi siamo dall'altra parte, qui forse una piccola incomprensione tra compagni con Melis, Francesco Melis per la precisione, che riesce a giocare all'indietro. Ora centralmente invece Marco Melis, si cerca il lancio in profondità, c'è l'uscita del portiere forse leggermente in ritardo e allora rompe gli indugi Francesco Ferrara, che si rifugia in fallo laterale. Nel corso della nostra telecronaca ci sarà modo anche di parlare, di approfondire i temi legati all'UISP, in particolare sul settore calcio, movimento che ha dei numeri molto importanti. Ne parleremo con il responsabile appunto del settore calcio 11, Giovanni Loddo, che ci raggiungerà a breve qui in postazione di commento, ovviamente a margine poi di questa finale. Realizzeremo come sempre le interviste ai protagonisti, che potrete rivedere sui nostri schermi. Partita che arriva nel bel mezzo di un weekend molto interessante, iniziato già ieri per quanto ci riguarda con la finale terzo e quarto posto della Serie C2 di futsal tra Budoni e Dim Sport, Settimo San Pietro. Siamo in diretta ancora per quanto riguarda il futsal, Serie C1 maschile, Jasnagora Cagliari contro Fucsia Nizza, con la squadra cagliaritana che cerca un'autentica impresa. Ne parleremo più avanti, prima però andiamo a seguire questo calcio di punizione per il Real Puzzu con Alessandro Racis che prende una lunga rincorsa, barriera a 2 per il Mandas, il tiro alto e anche laterale rispetto alla porta difesa da Gianfranco Corda, nessun problema per lui, ci ha provato comunque anche il Real Puzzu, ripetiamo, con Alessandro Racis che però non è riuscito a inquadrare bene la porta con questo calcio di punizione. È pronto per la battuta dal fondo invece il portiere del Mandas, che ha giocato corto, dicevamo, per quanto riguarda gli appuntamenti in diretta su Directa Sport. Ci sarà anche il surfcasting, la pesca sportiva, domani la Marina di Sorso con il nostro Mauro Farris per seguire la 31esima edizione del Memorial Magrini. Non solo, c'è anche la box, appuntamento in questo caso in differita, le nostre telecamere saranno anche a Oristano, bella sfida incrociata tra Sardegna e Lombardia con i migliori pugili dilettanti di queste due regioni pronti a salire a sfidarsi sul ring. Organizzazione quella della Sciardana Box di Decimo Mannu, con la collaborazione ovviamente anche delle società locali. Poi ancora tanto altro per restare aggiornati. Vi invitiamo a consultare il nostro palinsesto, la voce dei prossimi eventi, sul sito directasport.it, e non dimentichiamo ovviamente l'appuntamento anche con le finali nazionali di ginnastica ritmica in quel di Utah. Seguiamo intanto questa azione offensiva da parte del Mandas, c'è Schirru solissimo all'interno dell'area, non trova però lo spazio per servirlo. Marco Masili si accontenta in qualche modo del calcio d'angolo da sinistra, c'è stata anche la chiusura ovviamente buona con i tempi giusti da parte del difensore del Real Puzzu. Qui il calcio d'angolo battuto veramente molto male dal giocatore del Mandas. Vediamo se parte il contropiede dall'altra parte con Mauro Lasio che protegge il pallone, lo appoggia all'indietro verso il capitano Alessandro Piscedda. Si cerca ancora la profondità con la retroguardia del Mandas che però fa buona guardia. Non è finita l'azione del Real Puzzu, qui è buono ancora lo spunto del capitano. Attenzione poi a Michele Orru, anche un po' di nervosismo ora in campo, un altro contrasto con Alberto Schirru che prova ad andare via sul settore di destra. C'è l'intervento da parte del difensore
in maglia numero 16 Alessandro Racis, allora rimessa con le mani per il Mandas. Siamo giunti al 6° minuto di gioco nel corso del primo tempo, ancora partita equilibrata, non ci sono occasioni da segnalare. Vedete un tema costante per quanto riguarda il Real Puzzu, quello di trovare in maniera improvvisa la profondità. Fermato in abbondante anticipo Mauro Lasio. Si rifugia in fallo laterale il Mandas e concede questa rimessa con le mani a beneficio del giocatore in maglia numero 25 Carlo Melis. Cerca con lo sguardo proprio Lasio là davanti, e lui il destinatario di questo passaggio, sfidato nel corpo a corpo dal difensore del Mandas. Poi questo tiro cross lasciato partire proprio da Carlo Melis, una palombella raccolta senza difficoltà da Gianfranco Corda. Il Mandas che agisce ora centralmente con Samuel Pili, un po' il metronomo della squadra in maglia arancione, quindi Sebastiano Meloni poi si sviluppa sulla destra, la manovra del Mandas ora fermata nell'intervento di Alessandro Racis. Seguiamo ancora l'azione qui da parte di Melis, Carlo Melis per la precisione, qui si allunga un po' troppo il pallone e allora rimessa laterale per il Mandas. E ricordiamo, a proposito dei prossimi eventi, anche un altro aspetto importante: Directa Sport è al fianco di Dinamo TV, della Dinamo Sassari, in questa incredibile cavalcata playoff, con la produzione della web social cronaca anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Super Sound in FM in tutta la Sardegna. Vi abbiamo raccontato ieri l'incredibile gara 2 di semifinale playoff contro l'Olimpia Milano. Saremo domani al Palace Serra di Vigni di Sassari, ovviamente per la web social cronaca, una gara 3 che potrebbe spalancare la strada verso la finale scudetto agli uomini di Gianmarco Pozzecco. Qui è puntuale, intanto torniamo sui temi di questa partita, la chiusura di Fabio Piscedda in fallo laterale. Siamo giunti nel frattempo all'8° e 13 secondi di gioco per la precisione nel corso di questo primo tempo. 0-0 il risultato, come vedete nella nostra grafica. Nessuna occasione importante da segnalare, partita che si sta comunque giocando su buoni ritmi, con le squadre che devono peraltro fare i conti anche con forse il primissimo caldo stagionale, anche se il comunale di Monastir è abbastanza ben ventilato in questo primo pomeriggio di giugno. Vedete passare in sovraimpressione anche gli sponsor che hanno reso possibile offrirvi in diretta streaming questa finestra sul calcio provinciale targato Wisp. Seguiamo l'azione del Real Puzzu, intanto, che prova a costruire qualcosa con Cristian Nocera, un contrasto, il pallone recuperato dal Mandas. Qui non si capiscono i due giocatori della squadra guidata da Pierluigi Masili, pallone che si perde ancora oltre la linea laterale, sollecitata qui la ripresa del gioco. Ovviamente al termine di questa finale ci sarà una doverosa cerimonia di premiazione, noi la seguiremo, e poi, come detto, anche tutte le interviste ai protagonisti, sempre in attesa di Giovanni Loddo, responsabile per quanto riguarda il calcio Wisp qui nella provincia di Cagliari. Faremo un po' il punto con lui sui tanti temi di un bel movimento in crescita. Partita, direi, fino a questo punto dominata soprattutto dalle difese, entrambe molto attente. Davanti ancora abbiamo visto poco. Qui Lasio, preso un po' in controtempo, scivola. Allora è facile il recupero da parte di Samuel Pili. Qui c'è una posizione di offside prontamente segnalata dall'assistente. Ancora un lancio lungo per il Real Puzzu, che raramente si affida al gioco, palla a terra, preferisce scavalcare, provare a scavalcare la linea mediana del Mandas con queste soluzioni lunghe.
che spesso con la rapidità di Lasio però hanno tenuto un po' in apprensione soprattutto i centrali della difesa del Mandas. Qui scivola anche Carlo Melis, non è riuscito però a dar seguito alla sua azione Stefano Moi, attivo sulla corsia di destra per quanto riguarda il Mandas. Qui Pili cerca di andare a caccia del pallone, Gessa lo perde, Lasio allora lancia il compagno dall'altra parte, si trattava di Alessandro Piscedda se non abbiamo visto male, pallone che è terminato fuori però anche in questo caso. Ora il capitano del Mandas, Riccardo Magia, che tocca lateralmente verso il compagno di reparto in maglia numero 6, Ferrara. Il suo lancio lungo con il destro si perde oltre la linea laterale. Stavolta la rimessa sarà per il Real Puzzu. Mandas che può fregiarsi un traguardo non da poco, ovvero quello di aver vinto nel corso della propria storia tutte le coppe messe in palio dalla Wisp, titolo però provinciale che manca, ripetiamo, dal 2013, da 11 anni invece mancava addirittura la finale per il Real Puzzu che ora ci prova questo cross molto alto con un giocatore che è terminato a terra, qualche timida protesta, attenzione ancora al movimento da parte del numero 21 Michele Orru, poi qui c'è la segnalazione del calcio di rigore in favore del Real Puzzu, agganciato Lasio sul piede d'appoggio, l'arbitro prima ha indicato in maniera chiara il dischetto, ora però va a consultarsi con l'assistente e non cambia decisione, c'è il calcio di rigore confermato, allora penalty in favore del Real Puzzu e può sbloccarsi il risultato. Allora colpo di scena al minuto 13 della prima frazione, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Mandas con Gessa in particolare, mentre già pronto per il tentativo di trasformazione con la maglia numero 32 Cristian Nocera. Cercherà di ipnotizzarlo Gianfranco Corda, che ora prova può anche innervosirlo andando a toccare il pallone. Pubblico sugli spalti segue con trepidazione questi istanti, potrebbero già indirizzare la partita, si attende soltanto il fischio. Nocera contro Corda, parte Nocera, il tiro e il gol, trasformazione perfetta, portiere da una parte, palla dall'altra, Corda spiazzato, arriva il vantaggio del Real Puzzu al minuto 14 del primo tempo, ha segnato Cristian Nocera dal dischetto. Corda che ha provato fino all'ultimo, ad attendere un movimento di Nocera che però è stato molto freddo, ripetiamo. Allora la partita che si sblocca attorno al quarto d'ora, Real Puzzu in vantaggio, Real Puzzu che vuole mettere le mani su questo titolo provinciale, scudetto Open Wisp in palio qui al comunale di Monastir. Si riparte allora, il Mandas addirittura cerca subito il tiro in porta con Gessa, col mancino, per provare a beffare Riccardo Casula, pallone però fuori misura. Vediamo se arriva subito la reazione del Mandas. Pili largo a sinistra, prova a saltare un avversario che interviene però in maniera un po' scomposta. Allora c'è il calcio di punizione per il Mandas che ha protestato a lungo.
in occasione del calcio di rigore che ha permesso al Real Puzzu di sbloccare la partita. Punizione qui potenzialmente molto insidiosa, siamo sul vertice sinistro dell'area di rigore, come potete vedere. Mandas che si sbilancia in avanti, soltanto 3 giocatori a presidiare la zona difensiva, sarà Pili a calciare magari direttamente in porta con il destro a giro, vediamo un po', infatti è così, il tiro però si spegne leggermente alto sopra la traversa. Reclama tanta attenzione verso il suo pacchetto difensivo il mister del Real Puzzu, Simone Montis, mentre c'è ancora da attendere prima della battuta dal fondo di Casula, estremo difensore del Real Puzzu, in vantaggio per 1-0, ripetiamo, con Cristian Nocera sul tabellino dei marcatori. Una partita che non aveva regalato grandi emozioni fino a questo punto. Qui chiede e ottiene il pallone Cristian Nocera, appoggia all'indietro il tentativo di cross basso dalla tre quarti, facilmente allontanato da Riccardo Magia, il pallone che termina direttamente fuori. Nocera ancora, il tocco corto, c'è nuovamente il pallone, Nocera che poi allarga a destra, posizione di offside qui per il Real Puzzu. Il numero 41 Francesco Melis, era scattato oltre la linea difensiva del Mandas. Sono ben 3 i Melis in campo per quanto riguarda il Real Puzzu, con il numero 25 Carlo, con il 41 appunto Francesco e con il 50 Marco Melis. 18esimo. Seguiamo qui la corsa di Schirru che cerca di mantenere in campo questo pallone, però troppo profondo, vuole costringere diciamo, voleva costringere almeno il Real Puzzu alla rimessa laterale da zona molto arretrata, non è riuscito nel suo intento, ce l'ha rimessa dal fondo. Altra punizione interessante intanto per il Mandas, siamo attorno ai 20 metri, battuta improvvisa, attenzione, è tutto regolare, il tiro in porta sul primo palo in 2 tempi, Casula riesce a opporsi, qui sorpreso il Real Puzzu appunto dalla battuta rapida nel calcio di punizione da parte del Mandas, ha chiuso bene però il primo palo Casula che ora rilancia lungo. Il pallone che termina ancora fuori, siamo esattamente alla metà del primo tempo, 20esimo in corso, Real Puzzu in vantaggio, ripetiamo, Cristian Nocera dal dischetto al 13esimo ha portato in vantaggio i suoi. Altra punizione intanto per il Mandas. Situazione che consente la squadra in maglia arancio di avanzare, anche se la battuta è leggermente all'indietro verso Meloni. Magia si fa vedere a destra Moi, non servito, si va dall'altra parte, attenzione qui al tentativo in porta, al volo anche con buone doti di coordinazione da parte di Masili, che trova però soltanto l'esterno della rete. Ci ha provato il Mandas allora al 20esimo, Mandas che deve inseguire qui al Comunale di Monastir in questa finale.
Guarda che io vado sempre lì Colpo di testa in avanti per Ferrara, batti e ribatti. Ancora il Real Puzzu che agisce qui con Melis, con caparbietà resiste al contrasto. Il cross basso, arriva il raddoppio del Real Puzzu. Si tratta qui di una sfortunata autorete. Esulta con il pugno chiuso Michele Orru, che ha provato a mettere al centro. Ferrara, se non abbiamo visto male, ha provato ad allontanare in scivolata, ma con molta sfortuna ha spinto il pallone in rete. Raddoppia il Real Puzzu al 22esimo. Intanto mi ha raggiunto in postazione di commento il responsabile del calcio WISP, Giovanni Loddo. Buonasera, commentiamo questa partita, ma facciamo anche un po' il punto sul vostro movimento, un movimento molto ampio anche in termini numerici, che ogni fine settimana fa giocare davvero tantissime persone. Il claim WISP è lo sport di tutti e possiamo dire che è veramente così. Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti i telespettatori. Sì, la WISP in prima linea porta avanti dei progetti soprattutto a livello anche di solidarietà, dove la WISP è ben integrata, e poi non ci nascondiamo anche a degli eventi del genere, dove oggi specialmente si sta giocando la Coppa Scudetto tra due compagini ben qualificate, che hanno ben meritato appunto questa finale. È una bellissima partita, vincente, questo fa ben sperare in un bel finale. Per quanto riguarda la WISP, come dicevo in precedenza, sì, c'è tanta carne al fuoco. Si parte appunto con questa finale, si sta giocando una finale a Villassoro della Coppa Provinciale Over 43. Settimana prossima concludiamo il ciclo con le Supercoppe, che sarebbero le vincenti dello Scudetto e le vincenti della Coppa Provinciale, appunto, sia dell'Open che dell'Over. Poi, come dicevo prima, la WISP è parte integrante al gioco del fair play, no? Perciò noi la settimana prossima, per importanza assoluta, abbiamo le due coppe fair play, che sono le squadre che hanno ben meritato, diciamo, nell'arco del campionato il comportamento leale diciamo e sportivo, e la WISP su queste partite è proprio in prima linea. Abbiamo tantissime novità per il campionato prossimo, abbiamo novità per quanto riguarda l'Open, abbiamo soprattutto novità per quanto riguarda l'Over, abbiamo un progetto che abbiamo tantissime richieste per partire con l'Over 48 e niente, poi proseguiamo sempre con l'Over 43 o l'Over 40 in base alle dinamiche, e niente, poi partiremmo, è solo la WISP, ecco qua, sono veramente contento per informarvi appunto che solo la WISP organizza il calcio camminato. Il calcio camminato è un qualcosa che è nato in Inghilterra e che noi come WISP l'abbiamo importato in Italia. Abbiamo fatto già un primo campionato l'anno scorso, dove la vincente ha partecipato al campionato nazionale a Pesaro, e quest'anno a ottobre partiamo col secondo campionato. È una competizione destinata soprattutto agli over 50, per chi ha voglia di giocare, però l'età ha giocato qualche scherzo, no? Però l'entusiasmo, anche la competitività esiste ancora, anche nel sessantenne, perciò la WISP è proprio, va al di là di queste cose. Siamo ben lieti di organizzare queste manifestazioni. Non dimentichiamo anche un'altra cosa: domani ad Assemini abbiamo un calcio di solidarietà per Matti per il calcio, diciamo rivolta
tutte le persone con disabilità. Noi abbiamo fatto anche un campionato regionale e poi a settembre-ottobre ci sarà anche il campionato nazionale, perciò come le dicevo io prima la WISP è radicata su tutti i fronti. Assolutamente sì, intanto nel frattempo era arrivata anche un'altra occasione per il 3-0 addirittura del Real Puzzu con Francesco Melis, è arrivata la parata però di Gianfranco Corda, portiere del Mandas, che tiene un po' in piedi i suoi, sembrano un po' sulle gambe, insomma gli uomini di Pierluigi Masili cercano comunque di riaprire la partita. Siamo giunti nel frattempo al 26esimo e continuiamo a parlare di WISP per chiedere: avete mai fatto un conto di quante persone fate giocare davvero ogni fine settimana in tutta la Sardegna? Ma guarda, in tutta la Sardegna, considerato che poi abbiamo i comitati, no? Abbiamo i comitati di Nuoro, abbiamo i comitati di Sassari, abbiamo il comitato di Cagliari che è ben, come si dice, ben rafforzato, poi abbiamo Carbonia che fa appunto sede a Cagliari, diciamo che partiamo con, noi abbiamo circa, allora noi abbiamo per l'esattezza, abbiamo circa esattamente 40-45 squadre, Nuoro sempre con 2 gironi saranno una ventina, Sassari con un bel girone dell'Open saranno una quindicina, insomma c'è un indotto abbastanza pieno, no? Come si dice, un indotto bello corposo, esatto, importante. La WISP sta lavorando bene, ringrazio anche il mio gruppo di lavoro, gli arbitri che in prima linea ogni sabato si danno il da fare, no? E danno sempre il meglio, poi certo c'è sempre da migliorarsi, facciamo molta formazione per quanto riguarda gli arbitri e non solo, dirigenti, corsi arbitri, diciamo che siamo in una fase veramente di crescita e questo mi rende orgoglioso di far parte di questa bellissima squadra. C'è anche un'altra curiosità, no? Quando si parla di calcio per persone magari sopra i 40 anni, sopra i 50 anni, diventa importante anche la questione di prevenzione, la questione dei controlli, e immagino che WISP presti grande attenzione a questo aspetto. Sì, esattamente, perché diciamo che tutte le società, le ASD e le polisportive sono sono ben organizzate, no? Per mettere in primo piano la salute del proprio tesserato. Noi addirittura come WISP organizziamo da anni la Coppa Città di Sydney che parte adesso a giugno, e lì siamo proprio noi organizzatori di quell'evento, e noi prima di ogni gara, prima di partire con il torneo, che è importantissimo, non c'è un atleta, un dirigente che non abbia il certificato medico, perché noi per prima cosa dobbiamo essere precisi e soprattutto dobbiamo essere tempestivi e avere poi le certezze di chi scende in campo. Ci stiamo attrezzando col defibrillatore, ogni dirigente o anche giocatore è abilitato all'utilizzo del defibrillatore, perciò in noi, se non c'è una persona proprio preposta per l'utilizzo, speriamo che non ce ne sia mai bisogno, noi non facciamo partire la gara, perciò per regolamento, proprio per normativa nostra, normativa WISP, se non c'è un addetto all'utilizzo e deve essere anche autorizzato, noi non possiamo far giocare quel tipo di gara. Possiamo dare anche il prossimo appuntamento nel vostro calendario, quello più imminente? Abbiamo detto si sta giocando anche in contemporanea questa partita, però il prossimo per gli appassionati qual è? Sì, allora come dicevo prima, si sta giocando in contemporanea la Coppa Provinciale Over. La settimana prossima concludiamo proprio con le fasi di campionato, ci saranno le Supercoppe e poi, come le avevo detto prima, la cosa più importantissima, si giocherà la Fair Play, sia Over 43 che Open. Grazie mille allora Giovanni Loddo, responsabile calcio WISP. Grazie a tutti quanti e buon divertimento e buona visione soprattutto. Grazie mille ancora e continuiamo a seguire questa partita. Avete visto poco fa una
importante occasione per il Mandas che cerca di riaprire la partita controllata dal Real Puzzu, 2-0 il risultato. Ha aperto le danze Cristian Nocera al 14esimo con un calcio di rigore, poi è arrivato il raddoppio sugli sviluppi di un cross basso da parte di Michele Orru, sfortunatamente deviato in rete da parte di Francesco Ferrara per quanto riguarda il Mandas. 2-0, come detto. Ora la squadra in maglia arancione cerca di buttarsi in avanti per dimezzare lo svantaggio e per riaprire una partita che comunque è ancora molto lunga. Siamo al 31esimo della prima frazione, qui il cross calibrato da Magia, allontanato di testa, poi al limite dell'area prova a raggiungere il pallone, ci riesce Pili, qui il contrasto falloso secondo il direttore di gara, un intervento in gioco pericoloso con il piede un po' a martello da parte del numero 16 in maglia blu Alessandro Raccis. C'è la punizione allora ancora dalla tre quarti per il Mandas, già diverse opportunità in circostanze di palla inattiva per il Mandas. Prova nuovamente a rendersi pericoloso, ora vedremo chi sarà a calciare. Sul punto di battuta c'è il numero 10 Marco Masili, sarà probabilmente lui a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Riccardo Casula. Il tocco, la battuta di Masili, il pallone respinto dalla barriera, Masili non demorde, prova a tornare sul pallone, quindi il Real Puzzu che cerca invece di imbastire un contropiede, il lancio lungo con l'esterno del destro che si perde però dove non ci sono maglie blu. Recupera il Mandas con grande facilità, ora c'è Riccardo Magia, uno scambio che coinvolge anche Pili, poi nuovamente Magia che può avanzare per qualche metro, palla al piede, Magia poi cerca la profondità, aveva lo scatto da parte di Marco Masili, nessun problema per il recupero di Riccardo Casula. Il Real Puzzu che costruisce ancora con il numero 5 Fabio Piscedda, centrale difensivo della squadra allenata da Simone Montis. Ribatte Moi di testa l'intervento da parte di Meloni, quindi mette giù Schirru, dialoga con Gessa, Gessa guarda verso sinistra, c'è la sovrapposizione ignorata, si torna centralmente da Gessa, tocca in direzione di Meloni. Meloni vuole ancora Masili, largo a sinistra, non semplice controllare quel pallone, ora allontanato con grande decisione in avanti, senza sbocchi, questa soluzione per il Real Puzzu che può a questo punto pensare di controllare il doppio vantaggio e di ripartire in contropiede, anche perché là davanti c'è Lasio sempre pronto a attaccare i 16 metri avversari con la sua rapidità. Mauro! Santa Maria! La rimessa laterale battuta dal Real Puzzu con Carlo Melis, riceve ancora il numero 25, poi Orru che in qualche modo serve Raccis, da Raccis a Cristian Nocera. Ha recuperato Gessa di prima il pallone giocato verso Schirru per il Mandas, da Schirru a Meloni, quindi Moi e poi Magia. Ora Gessa alza il pallone, lo controlla Meloni, avanza bene, ora il Mandas liberato al tiro, Pili con il mancino non riesce a inquadrare la porta, timidamente in avanti il Mandas al minuto 35. C'è bisogno insomma di qualcosa in più la squadra di Pierluigi Masili, riuscirà a rimettere in discussione l'esito di questa gara. Buono il controllo di Lasio, qui Orru non ci arriva e Magia che mette fuori.
Avanza ancora il Real Puzzu, la rimessa laterale a beneficio di Carlo Melis, il tocco di ritorno, si preferisce ripartire dalle retrovie anche se il pallone viene poi nuovamente gettato in avanti, lo ha controllato con facilità Sebastiano Meloni, è arrivato poi il fischio dell'arbitro per segnalare questa spinta ai danni di Gessa, arbitro che va a placare anche qualche animosità in campo. Vedremo poi più avanti se ci sarà anche del tempo da recuperare prima della fine del primo tempo. Qui è buono il dribbling da parte di Marco Masili per il Mandas, due avversari su di lui, se ne va Masili che prova a puntare ancora un altro avversario, viene chiuso in corner, ha provato comunque a inserirsi partendo una posizione molto larga a sinistra. Masili dotato di un buon dribbling. Corner ancora da sinistra in favore del Mandas, tutti i saltatori sono all'interno dei 16 metri, arriva il cross con il salvataggio praticamente sulla linea di porta, il portiere che era stato scavalcato da questo traversone assolutamente insidioso. Mandas pericoloso al 37esimo. E ora il calcio d'angolo è da destra, sempre per il Mandas che preme. Ancora un cross abbastanza tagliato, messo fuori di testa e continua a premere la squadra in maglia arancione. Terzo corner consecutivo. Reclamato l'ingresso di un nuovo pallone in campo. Ricordiamo qual è anche un po' il tema di questa partita. Real Puzzu lo scorso anno eliminato dal Mandas ai quarti di finale, cerca dunque un riscatto. Questo ritorno in finale scudetto Wisp dopo ben 11 anni. Questi sono i numeri, ricordiamo due realtà attive nel mondo Wisp da ben 20 anni. Qui attenzione alla battuta a sorpresa con poi Danilo De Martis che col mancino non riesce ad indirizzare bene il pallone. Sorpreso qui il Real Puzzu, nessuno era uscito a chiudere sul tentativo di tiro di De Martis, però non ha inquadrato come detto la porta, allora nulla di fatto, si resta sul 2-0 qui al comunale di Monastir, quando ormai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, poco più di un minuto al termine. Qui un contrasto giudicato in maniera irregolare, o meglio giudicato irregolare da parte dell'arbitro, con Magia che era un po' franato addosso al suo avversario in questo contrasto aereo. Battuto il calcio di punizione bene verso il numero 41 Francesco Melis, che però è un po' incespicato sul pallone. Allora recupero per il Mandas che ora cerca di prendere coraggio. Il tocco con una mano da parte del numero 89 Andrea Ena, che cercava di chiudere l'avanzata di Danilo De Martis. Pallone giocato centralmente, qui sbaglia il controllo però Meloni, allora opportunità in contropiede per il Real Puzzu in inferiorità numerica, intervento in tackle scivolato per Magia che però non riesce a far suo il pallone. Avanza ancora Orru, mette al centro un altro pallone molto interessante con Lasio che conclude a lato e poi protesta perché a suo giudizio aveva subito il fallo da parte di Fabio Gessa. Real Puzzu vicino al 3-0 e ancora a seminare il panico sulla corsia di sinistra è stato Michele Orru, autore di una buonissima prova fino a questo momento. Situazione di nervosismo tra Lasio e Gessa, controllata senza fatica dall'arbitro. È scoccato il 40esimo, al nostro cronometro si continua a giocare però qui al comunale di Monastir.
rimessa laterale per Davide Orru. Pili. Qui non c'è stata deviazione su questo retropassaggio, allora la rimessa sarà per il Real Puzzu. Lazio spalla alla porta, si gira, serve la corrente Melis, il contrasto è vincente da parte di Gessa per il Mandas, non trova però poi sbocchi in avanti. C'è ancora spazio per giocare qui al Comunale di Monastir con Gessa che appoggia all'indietro verso il suo portiere Gianfranco Corda, che ha dovuto capitolare in due circostanze in questo primo tempo. Qui il sacrificio da parte di Marco Melis, mette il pallone in fallo laterale, permette al Mandas di costruire facilmente la propria azione. Meloni, Gessa, quindi Pili, avanza palla al piede, Pili prova a dare un po' di verva all'azione del Mandas, il pallone verso Meloni, contrastato da Orru, forse anche leggermente spinto, si continua a giocare, pallone allontanato e recuperato da Gessa che ora decide di cambiare gioco, allarga a destra verso Schirru, buona la diagonale difensiva però da parte del giocatore del Real Puzzu. Qui Melis interviene in maniera un po' pericolosa, peraltro scivolando su Schirru. Non se le mandano a dire Melis e Stefano Moi, il Mandas. Intervento un po' irruento da parte del giocatore del Real Puzzu che però è andato sul pallone senza cattiveria e, a mio giudizio, scivolato, almeno per quanto si è potuto vedere da questa posizione, non voleva senz'altro far male. Ad ogni modo c'è la punizione per il Mandas, ennesima opportunità su palla inattiva per la squadra di mister Masili. Sarà stavolta Gessa a calciare con il mancino, verosimilmente andrà a crossare verso l'area piccola. Qualche occasione interessante c'è stata per il Mandas che si è svegliato forse un po' tardi dopo il 2-0. Intanto è arrivato il fischio dell'arbitro, la battuta però troppo profonda, direttamente fuori, gettata alle ortiche, quella che poteva essere una buona opportunità allora per il Mandas. Termina la prima frazione di gioco al Comunale di Monastir. Per ora la finale scudetto Open, Wisp sorride al Real Puzzu, avanti per 2-0 sul Mandas. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri.
Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Siamo tornati in diretta dal comunale di Monastir, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della finale scudetto Open Wisp tra Mandas e Real Puzzu. Il risultato vede avanti quest'ultima squadra, il Real Puzzu, con il punteggio di 2-0 dopo i primi 40 minuti di gioco. Si attende ancora il rientro in campo della terna arbitrale. È stata una partita piacevole. Nella prima frazione l'ha sbloccata il Real Puzzu al 14esimo su calcio di rigore con Christian Nocera, e poi è arrivato il raddoppio su una sfortunata autorete, cross basso messo in mezzo da Michele Urru. Il difensore, nel tentativo di spazzare l'area, ha invece depositato il pallone alle spalle del suo portiere. E allora 2-0, come detto, vedremo se in questa ripresa il Mandas riuscirà a mettere in discussione il risultato. Qualche sortita offensiva da parte del Mandas, ma c'è troppo poco per sovvertire l'andamento del match. Le squadre sono definitivamente pronte. A questo punto si attende soltanto l'ok dell'arbitro, il fischio d'inizio, insomma, del secondo tempo. Ricordiamo, Mandas in maglia arancione, Real Puzzu in maglia blu. C'è stata anche una sostituzione probabilmente per il Real Puzzu, vedremo tra qualche istante. Eh sì, infatti in campo c'è con il numero 47 Alessandro Marongiu. Questa la sostituzione per Simone Montis, tecnico del Real Puzzu, che evidentemente in questa seconda frazione baderà soprattutto a proteggere il risultato. C'è il calcio di punizione intanto per Fabio Piscedda, chiude molto bene qui Magia per il Mandas. Ora Pili, poi buono il controllo invece di Masili, lotta sul pallone, esce vincitore dal contrasto Meloni. Ha recuperato il Real Puzzu con l'autore del primo gol, Nocera. Quindi altro intervento arbitrale, partita che è stata molto corretta nel primo tempo, qualche piccola animosità subito placata, nulla di che. Sta giocando, come detto, in un clima di grande correttezza. Il sole picchia forte sul campo comunale di Monastir in questo primo sabato di giugno, temperatura però mitigata senz'altro dal vento che con buona intensità spazza il manto erboso sintetico del campo di Monastir, oggetto peraltro anche di importanti lavori di ristrutturazione. Una tribuna centrale che verrà, si spera, già nel corso dell'estate coperta, almeno nella sua zona appunto centrale. Beneficiarne sarà soprattutto ovviamente la squadra locale,
impegnata nel campionato di eccellenza regionale. È terminata intanto la prima diretta del nostro pomeriggio con il match tra Jasnagora e Fucsia Nizza. Tutte le nostre produzioni restano ovviamente sulla pagina Facebook e possono essere riviste in qualunque momento. La tablet, PC e smartphone. Intanto il Mandas ha provato a rendersi pericoloso, un batti e ribatti che si è acceso all'interno dell'area con Real Puzzu che si è rifugiato in calcio d'angolo da destra. Calcio di punizione, o meglio calcio d'angolo battuto in direzione di Ferrara, non è riuscito però a indirizzare il pallone verso la porta. Il contropiede del Real Puzzu a tutta velocità con il numero 47, il nuovo entrato Marongiu, calcia però troppo debolmente e troppo centralmente per poter far male a Corda. Accanto un minuto. Angelo. Ora Melis in avanti ancora verso Marongiu, posizione però irregolare per il numero 47 in maglia blu. Se ne sono andati 3 minuti e 40 in questo secondo tempo al Comunale di Monastir. Rimessa laterale eseguita per il Mandas, Gessa sceglie il suggerimento rasoterra in diagonale, intercettato, ma ancora spazio qui per il Mandas, c'è il ritorno da dietro da parte di Melis e poi allontana il pallone Casula. Attenzione perché ci sono due giocatori del Real Puzzu pronti all'intervento. Marongiu evidentemente contropiedista scelto per Mister Montis, davanti ancora a dare fastidio Masili. Buono lo spunto ancora una volta da parte di Masili, semina due avversari, non riesce a superare però il terzo. Si trattava di Orru, lamentava un fallo che però non è stato ravvisato dall'arbitro. Era pronta a partire sul filo del fuorigioco Nocera, c'è il fallo subito da Gessa per il Mandas. Si va a cercare ancora Schirru là davanti, Schirru vince un rimpallo, chiede un fallo di mano, ma direi totalmente involontario in questo caso. Rimessa dal fondo per Corda. Sei e 30 sul cronometro del secondo tempo. Abbiamo detto già un cambio per il Real Puzzu, potrebbe arrivare a breve anche il secondo. Dall'altra parte il Mandas, che non ha tanti giocatori a disposizione nella propria panchina, sono soltanto 5. Comunque non può mischiare più di tanto le carte mister Masili.
È un retropassaggio abbastanza insidioso, è sempre Marongiu con la sua verve cerca di disturbare i difensori del Mandas. Un giocatore a terra qui per il Mandas, viene chiesta l'attenzione ovviamente dell'arbitro. Si tratta del numero 10 Marco Masili. Potrebbe arrivare presto il momento di Khalil Kone per il Mandas. Battuta la punizione a cercare proprio Masili, buono il controllo, finisce giù, calcio di rigore per il Mandas. Attenzione al 8° minuto del secondo tempo, spinto secondo il direttore di gara Masili, che ora va subito a prendersi il pallone per l'esecuzione dagli 11 metri. Sembrava in discesa per il Real Puzzu, ora invece il Mandas ha la grande occasione di riaprire i giochi in apertura di secondo tempo. Masili contro Casula. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Masili, il gol, accorcia le distanze il Mandas con Casula che aveva intuito l'angolo ma non è riuscito ad arrivarci. 2-1. Anche Masili dunque sul tabellino dei marcatori. Ed ecco anche Khalil Kone in campo per il Mandas. Ora il Mandas che ci crede, attenzione qui a Schirru, prova il dribbling, pallone che gli finisce su un braccio e allora c'è il fischio dell'arbitro a comandare il calcio di punizione in favore del Real Puzzu. Partita riaperta, ripetiamo, allora ci apprestiamo a vivere mezz'ora, grande intensità, anche se inizia a far capolino la stanchezza. Real Puzzu che ha speso tanto nel corso del primo tempo perfettamente interpretato, anche con un pizzico di cinismo nelle occasioni importanti. Qui bello l'anticipo di Piscedda, disturbato da dietro, fallosamente forse. Arbitro che non tollera proteste plateali. Lo va a dire a chiare lettere al numero 5, come ha detto Fabio Piscedda. Di testa Magia. Poi Moi. Con il controllo di Kone, se ne va sulla fascia. Khalil Kone, ancora un dribbling. Interessante la sua azione, buono anche l'1-2. Kone prova a calciare con il sinistro. Conclusione strozzata, pallone abbondantemente fuori, ma ha dato un saggio delle sue abilità senz'altro. Khalil Kone, nuovo entrato in campo per il Mandas.
dopo il gol del 2-1 dal dischetto. Masili che ha riaperto, come detto, la contesa. Addirittura una conclusione in porta da lontanissimo qui per il Real Puzzu. Panchina lunga per il Real Puzzu, allora c'è un altro cambio, fuori con il numero 9 Mauro Lasio, dentro con il numero 15 Andrea Marongiu. Questa è la sostituzione, gioco che riprende, Melis cerca di andarsene sul limite dell'area, poi un tiro che termina larghissimo alla destra della porta difesa da Gianfranco Corda. Melis a contrasto, il pallone termina in fallo laterale. Qui un'altra grande opportunità per il Real Puzzu, è riuscito a opporsi Corda, salvando la sua squadra da una nuova capitolazione. Qui rompe Melis, che poi cerca anche di calciare in porta, c'è prima il fischio dell'arbitro per segnalare un nuovo fallo. Schirru. Subito fermato Melis, da un'occhiata in avanti, scattano però in anticipo i suoi compagni, non trova l'attimo per andare in profondità. Qui la punizione per il Mandas, 15° in corso. C'è anche un cartellino giallo all'indirizzo del numero 25 Carlo Melis per il Real Puzzu, prima ammonizione di questa partita. Riprende il gioco, battuta la punizione, il pallone che si impenna. Cercava Schirru, in questo caso controlla invece per il Mandas con il numero 11 De Martis, dialoga bene con Masili, il cross sul secondo palo a cercare Conè, è troppo lungo però. Con calma Casula sistema il pallone per andarlo a calciare. Magia. Quindi Meloni per il Mandas, perde il pallone in maniera rischiosa. Intervento a forbice ma sul pallone, allora l'arbitro lascia correre. Pili, poi l'anticipo ai danni di Gessa, può andare palla al piede da solo Francesco Melis, finisce giù, anche qui non c'è
Sull'intervento arbitrale De Martis, poi Pili, contrasto falloso ma regola del vantaggio concessa. Conè, Moi, e poi mette giù invitando all'azione Masili. Attenzione al Mandas, qui Conè va a spingere Melis, Carlo Melis nella circostanza, e allora punizione per il Real Puzzu. Ancora Melis che stavolta si rifugia in fallo laterale, già battuto verso Meloni, qui il contrasto è regolare, subito palla in profondità verso Marongiu, troppo lunga però, nessun problema per Corda. De Martis, da De Martis a Pili, spinto qui da parte di Alessandro Racis. Ancora un lancio lungo, chiude bene qui Francesco Melis. Il fallo lo commette. Secondo il direttore di gara, decisione molto contestata. Attenzione alla battuta rapida qui, attenzione il Mandas ci ha provato con Conè, un arbitro che stava discutendo con i giocatori in campo, sarà lui a fischiare. Arriva il cartellino giallo, il secondo della partita, stavolta ai danni di Alessandro Piscedda, capitano del Real Puzzu. Questa è la decisione al minuto 19 del secondo tempo. Guarda, io non mi allontanerei. Punizione, qui si andrà a incaricare Marco Masili per il Mandas. Masili sceglie di toccare in direzione di Gessa, lato corto dell'area, il cross troppo lungo però. Occhio Gianni, si sta bene. Dai, uccicani, dai, che tapello sa. Faccia da tutto. Adeo. Adeo. La storia incominciò. Prima la vita. La storia della vacca è morta da vacca, finita la storia. Conè prova a liberarsi per il cross, fermato, si resta lì, palo laterale per il Mandas. Il cross di Meloni allontana di testa il difensore del Real Puzzu, non è finita, Gessa cerca il dribbling, forse agganciato, ma l'arbitro non ravvisa alcun fallo, il contropiede da parte del Real Puzzu, fermato. Bravo Fabio! C'è il culo, c'è il culo! Calmo Fabio! La passa! No Fabio, rientra Fabio! Era buona l'idea di Conè, prova a svilupparsi ora sulla destra, l'azione del Mandas fermata da un inesauribile Orru. C'è stato poi il contrasto, la rimessa laterale sarà per il Mandas. Gessa, forse gioco pericoloso, qui infatti arriva il fischio dell'arbitro. 22esimo in questo momento.
Punizione per il Mandas, lo andrà a battere Magia. Una palombella insidiosa, ma Casula è sicuro. Sta per esplodere. In 2 contro 1, lascia rimbalzare il pallone il portiere del Mandas. Rischia grosso. Melis. Poi Moi per il Mandas, cerca ancora la velocità di Conè, la chiusura di Piscedda. Non impatta bene il pallone, concede allora il calcio d'angolo. Mandas che vuole il pari. Real Puzzu che si difende, rischiando, a dire il vero, neanche tantissimo fino a questo punto. Guardate che devo andare a Battuto il calcio d'angolo a cercare la testa di Ferrara, Conè il tiro, ma si distende sulla sua destra Casula e neutralizza la conclusione. Opportunità per il Mandas, 23esimo. Gianni, cosa ci racconti? Mi racconto ha ragione Marongiu fermato, qui rischia qualcosa il Mandas. Cosa direbbe Macioni in questo momento? Ah, Leo! Ah, Leo! Già battuto il calcio di punizione, Piscedda cerca direttamente il tiro in porta, non male con il sinistro, il pallone che esce di tantissimo, oltre l'incrocio dei pali. Ah, Leo! ha scappato il leone. Non fatto mai! Perché è vivo. Quanti soldi Gianni che va a prendere la vita? Marongiu qui insegue un altro pallone, chiuso bene. L'ultimo tocco è stato di Pili, sfortunato nella circostanza, bravo invece Caparbio dall'altra parte con il numero 32 del Real Puzzu, Cristian Nocera. Marco Melis sposta il pallone, poi avanza, resiste alla carica, pensa al cross, mezza altezza, allontanato di testa, non è finita, ancora una battuta al volo, coraggiosa da parte di Marongiu, se non abbiamo visto male, il pallone però ben lontano dalla porta difesa da Gianfranco Corda. Ah, Leo! Sì, e poi? Devo più rispondere. È arrivata un'altra sostituzione intanto per il Real Puzzu con l'ingresso in campo, se non abbiamo visto male, di Franco Ruiu con anzi di Danilo Brodu con il numero 99, è uscito invece con il numero 32 l'autore del primo gol di questa partita, Cristian Nocera. No, c'è. No, c'è. C'è. Gessa allarga verso Moi, pallone però troppo alto. Non c'è.
Cos'è questo? Qui la sforbiciata al volo, un pallone che è uscito non di moltissimo, ci ha provato ancora il Real Puzzu. Autore della giocata, andiamo a verificare subito il numero di maglia, è stato il numero 15, Andrea Marongiu, bell'invito da destra, bel gesto tecnico, non ha inquadrato la porta. Gessa, Masili di tacco addirittura, pallone però anticipato da Racis. È rimasto a terra Magia, ma si continua a giocare, l'anticipo invece di Piscedda. Sposta il pallone Piscedda, arriva a contrasto Magia, poi allontana Meloni a cercare Conè. Sfera che finisce fuori, avrebbe voluto un fallo il giocatore del Real Puzzu, fallo che però non è arrivato, c'è bensì la rimessa laterale per il Mandas. 28esimo in corso, sempre 2-1 per il Real Puzzu in questa finale. Scudetto. Un giocatore del Real Puzzu a terra dopo il contrasto precedente. Sono una militare non me ne fa. Fai 4 volte per a Roma. Un mezzo buon così. Pallone gettato quasi alla cieca in avanti, corda in anticipo per il Mandas. Conè verso Moi, ripiegamento all'intervento di Michele Orru. Insiste però il Mandas, prova a lanciare un po' il forcing finale, ultimi 10 minuti di partita. Masili centralmente ha spazio Gessa, riesce a toccare soltanto Pili, allontana Piscedda. Il Masili prova a tenere in campo, un semplice, il pallone gli è rimbalzato proprio davanti. Mentre si prepara un altro cambio per il Mandas, fuori con il numero 3 Moi. Vediamo chi entra per la squadra di mister Pierluigi Masili. Si tratta del numero 79 Cristian Masili, questo è il cambio al 31esimo. Il dribbling di Piscedda, il lancio lungo con il destro a cercare la velocità dall'altra parte di Marongiu, con il numero 47 Alessandro Marongiu per la precisione. Intervento di Melis regolare, l'arbitro lascia giocare, c'è un problema di crampi per il numero 50 del Real Puzzu. Il pallone viene messo fuori. La Sardegna in foresta com'è? Ormai è abbronzata. Anche pitomane.
Oggi capolo. Stringe i denti Melis, resta in campo, è gioco che può riprendere al 32esimo il Mandas a gestire ancora il pallone. Pili, poi il nuovo entrato Cristian Masili, lancio in avanti, non ci arriva nessuno in maglia arancione, allontana Piscedda, Orru non riesce a tenere in campo, butta via il pallone. Attenzione al Mandas, mentre si era accesa una discussione, una lite sulla panchina appunto del Mandas. Orru e un avversario si sono beccati, ancora Orru molto arrabbiato, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti, cerca in qualche modo di calmare il numero 21 del Real Puzzu. Era seduto in panchina. Situazione risolta, allora dopo questa lunga interruzione si può riprendere con la battuta dal fondo da parte di Casula, allontana Magia, Conè riesce soltanto a toccare e si lancia all'inseguimento del pallone, Marongiu è in anticipo Corda, 34esimo e 40 secondi. Gessa, Schirru. Masili, il calcio di punizione per il Mandas. Cristian Masili tocca lateralmente verso Gessa, alza la testa e apre il gioco in direzione di Conè, che era però in fuorigioco. Finisce a terra Magia, segue il pallone Marongiu su un problema per Corda. Ultimi 4 minuti e 10 secondi di tempo regolamentare, gli ultimi sforzi per il Mandas, cercare di pareggiare questa partita. Ricordiamo, in caso di parità si andrebbe direttamente ai calci di rigore. La vincente poi di questa partita affronterà il prossimo 8 giugno il Roman Caffè Sestu nella Supercoppa Wisp. Contro lo Strofino. Salve segnalini che guarda qui in mezzo! La discesa di Marongiu, palla al piede, poi non trova lo spazio per crossare, allontana il pallone, rimessa dal fondo per il Mandas. Corda si arrabbia perché l'avversario ha calciato via il pallone, non favorendo la ripresa tempestiva del gioco. C'è tantissimo spazio da questa parte per Masili, i compagni se ne accorgono ora. Lanciato in profondità, Masili prova a controllare il pallone, lo lascia rimbalzare, c'è la pressione di due avversari, cerca di girarsi, Masili non ci riesce. L'intervento di Francesco Melis, pulito sul pallone,
Poi Marongiu che non era partito sul suo suggerimento. Da De Martis a Cristian Masili, poi la profondità per Schirru, intervento in anticipo di Casula. Sbandiera ancora l'assistente dell'arbitro per questa posizione di offside di Marongiu. Gessa, ancora Gessa che può andarsene, viene inseguito dal numero 99 in maglia blu, si trattava di Danilo Brodu. Poi Melis calcia lontano. Conè. C'è una punizione qui per il Mandas sul lato corto dell'area. Pare. Sbaglia ancora da Ancora iperbare. Il giocatore del Real Puzzo è rimasto a terra. E ora si rialza, si trattava di Orru. Tutti i giocatori del Mandas all'interno dell'area per sfruttare quella che potrebbe essere l'ultima opportunità per pareggiare. Arriva il fischio dell'arbitro, il cross tagliato mette fuori di testa Carlo Melis per il Real Puzzo. Ci sarà dunque un'altra opportunità, stavolta con il calcio d'angolo per il Mandas. 40esimo, scoccato da circa 20 secondi. Pallone che si impenna in due, cercano di raggiungerlo. L'arbitro dà un'occhiata al cronometro, c'è ancora del tempo a disposizione per il Mandas. Magia, Masili, De Martis. Lancio lungo con il mancino, altra posizione di fuorigioco, stavolta per Francesco Ferrara, l'arbitro che lascia proseguire, c'è la possibilità in contropiede per il Real Puzzo. Marongiu, gran dribbling a saltare De Martis all'interno dell'area, il pallone dentro per Andrea Marongiu, troppo corto, è arrivato in anticipo Corda. De Martis e il suo avversario Ratchis sono andati qui a contrasto. Minchia, scarsi, porca puttana, oh cazzo. Ratchis in avanti, Marongiu ancora fuori gioco.
Conè si è spostato dall'altra parte sulla sinistra, gran dribbling qui, poi il cross calibrato male però con il sinistro, in precario equilibrio. Rimessa dal fondo per Casula, respira il Real Puzzu. Ferrara che agisce da centravanti aggiunto in questo finale, la sponda di testa per Masili. C'era il fallo secondo l'arbitro, secondo l'assistente soprattutto ai danni di Masili. Vibranti le proteste da parte di tutta la panchina del Real Puzzu. Pronta la battuta del calcio di punizione, Conè ha cercato di girare di testa, ha allontanato il Real Puzzu. Era rimasto a terra invece un giocatore del Mandas. Pezzo di merda, pezzo di merda! Tutta in piedi la panchina del Real Puzzu a seguire questi ultimi concitati minuti di gioco. Ancora un pallone allontanato, guardate lo scatto da parte di Marongiu con Corda che deve allontanare il pallone. Alessandro Racis con le mani, ultimo pallone forse gettato là davanti per il Mandas. Finisce qui lo scudetto Open, Wisp lo vince il Real Puzzu che batte per 2-1 il Mandas. Esultanza sfrenata per la squadra di Decimo Puzzu che esulta insieme ai propri sostenitori. Cerchiamo di offrirvi le immagini della festa in mezzo anche a qualche difficoltà, con il mister Montis portato in trionfo dai suoi giocatori. Belle immagini. Seguirà poi la cerimonia di premiazione con la consegna della Coppa per il Real Puzzu. E allora direi che possiamo chiudere il collegamento dal campo comunale di Monastir. Vi ricordiamo ancora una volta che il Real Puzzu ha vinto
lo scudetto Open Wisp, regolando per 2-1 il Mandas. Io ringrazio Mattia Azzeni per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata con i programmi di Directa Sport. Chiudiamo appunto con le immagini, il saluto finale, la festa del Real Puzzu. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.